Il taglio del 30% dei vaccini della Pfizer destinati all'Europa preoccupa anche il Veneto. Si rischia un pericoloso slittamento della vaccinazione degli anziani over 80. Variante brasiliana, ordinanza del ministro della salute, blocco dei voli in partenza verso l'Italia dal paese sudamericano e divieto di ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. Dal Friuli Venezia Giulia all'Emilia Romagna i TAR stanno sospendendo le ordinanze dei governatori che hanno rinviato l'apertura delle scuole superiori. In Veneto i comitati dei genitori pronti a formalizzare un ricorso analogo. La sfida di baristi e ristoratori aperti con i clienti non ha trovato molta diffusione. Scattate le multe nel Trevigiano, polemica per un sindaco che ha pranzato nel ristorante ribelle. Ansie e depressioni aumentate vertiginosamente a causa del Covid. I dati del numero verde della regione sono gli uomini ad avere maggiori difficoltà. Presentato a Padova il progetto per la terza linea del tram, un nuovo sistema metropolitano che coinvolge anche alcuni comuni della cintura cittadina. Musei e mostre chiuse, tra queste l'esposizione evento di Padova dedicata a Van Gogh. Il curatore Marco Goldin lunedì sera prova a riaccenderne le luci raccontando a distanza 6 quadri del genio olandese. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano inevitabilmente le preoccupazioni attorno alla vaccinazione, soprattutto alle dosi promesse da Pfizer e dal primo ritardo accumulato. C'è preoccupazione presso le strutture sanitarie del Veneto. Nell'ULSS della Marca trevigiana in particolare potrebbero slittare i vaccini rivolti agli over 80. La brusca frenata di Pfizer nella consegna dei vaccini anti-Covid rischia di far slittare di settimane, 2, forse 3, l'avvio della campagna di immunizzazione degli over 80. Con un quadro dei contagi ancora preoccupante, una battuta d'arresto sarebbe gravissima. Siamo molto preoccupati perché, come lei sa, la Regione giustamente ha voluto il piano vaccinale molto ampio. Dobbiamo fare tutti i richiami, chiamiamoli, della prima fase, quindi dalle case riposo, ospedali, monastieri accreditati, eccetera, e stavamo partendo con la prima fase over 80, che sarebbe importantissima perché andiamo a mettere in sicurezza tante persone che sono a rischio ovviamente per l'età e per le pluripatologie. Quindi questo ci crea immensa difficoltà perché andremo a ritardare anche di 15-20 giorni un piano che era già predisposto dalla Regione e che andava via come un treno. L'ULSS 2 ha attualmente a disposizione ancora 5.000 dosi che serviranno per completare le vaccinazioni nelle RSA e coprire anche la fascia della disabilità. E poi purtroppo ci dobbiamo bloccare perché dobbiamo fare i richiami. E la Regione Veneto ha avuto garanzie dal commissario Arcuri che martedì arriveranno le dosi. Con quelle nuove dosi di martedì sicuramente riusciamo a coprire i richiami. In giornata Pfizer e BioNTech hanno annunciato un piano che dovrebbe ridurre a una settimana i ritardi nelle consegne. In Europa si dovrebbe ritornare al calendario iniziale di distribuzione a partire dalla settimana del 25 gennaio. Questo fa sperare che il danno venga quantomeno contenuto, in attesa che arrivino anche gli altri sieri che hanno avuto il via libera alla distribuzione. Moderna dovrebbe arrivare, penso, verso la metà di febbraio, come pare che anche AstraZeneca abbia avuto l'ok dell'EMA, per cui anche AstraZeneca verso metà febbraio, fine febbraio dovrebbe arrivare. Questo ci aiuterebbe a vaccinare il resto della popolazione con l'aiuto importante della medicina generale, di medici di famiglia. Ma il virus, lo abbiamo capito, non aspetta certo il vaccino e ci sono poi le varianti a preoccupare ulteriormente, non solo quella inglese o quella sudafricana del virus. A intimorire in Europa c'è adesso anche la variante brasiliana, tanto che il ministro della Salute Speranza ha annunciato su Facebook di aver firmato un'ordinanza apposita, blocco dei voli in partenza verso l'Italia dal paese sudamericano e divieto di ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. Chiunque si trovi già in Italia iscritto è tenuto a sottoporsi a tampone contattando i dipartimenti di prevenzione. È fondamentale, conclude, che i nostri scienziati possano studiare approfonditamente la nuova variante. Nel frattempo scegliamo la strada della massima prudenza. C'è poi il fronte della scuola, dal Friuli all'Emilia Romagna. I TAR, i tribunali amministrativi regionali, stanno sospendendo le ordinanze dei governatori che hanno rinviato l'ingresso in aula delle scuole superiori. In Veneto i comitati dei genitori sono pronti a formalizzare, forse nei prossimi giorni, un ricorso analogo.
Stiamo valutando la possibilità di presentare un ricorso contro l'ordinanza regionale anche qui in Veneto, alla luce di quello che è stato l'esito degli altri ricorsi presentati nelle altre regioni, soprattutto quelle a noi confinanti, Lombardia, Emilia e Friuli Venezia Giulia. Non hanno ancora presentato alcun ricorso, ma potrebbero farlo presto i genitori del comitato Priorità alla Scuola, reduci dal sit-in di venerdì all'esterno dell'unità di crisi di Marghera. Del resto i TAR a macchia di leopardo stanno sospendendo tutte quelle ordinanze regionali con cui i singoli governatori hanno rinviato il rientro in aula delle superiori, applicando la didattica a distanza al 100%. È chiara l'indirizzo dei vari tribunali amministrativi che, ripeto, sottolineano proprio come alla base di queste ordinanze regionali ci sia una mancanza di motivazione per la chiusura delle scuole superiori. Alla base dei ricorsi l'inefficacia della DAD, foriera detta dei ricorrenti, di disparità di trattamento tra studenti con relativo disagio psicofisico, ma anche la mancata evidenza di una pericolosità maggiore della vita in aula. Per questo io credo che il presidente Zaia in Veneto potrebbe anche fare più bella figura a ritirare la sua ordinanza piuttosto che tergiversare e aspettare che anche in Veneto ci si muova eventualmente con un ricorso. In attesa di una contromossa della regione continua la mobilitazione. Siamo arrivati a costituire quello che sarà un presidio permanente ogni venerdì sotto la regione Veneto fin quando almeno le scuole non verranno riaperte. E c'è l'aggiornamento sul fronte della vaccinazione, ne abbiamo parlato prima, questo il bollettino quotidiano. Oggi sono stati somministrati 4.402 dosi di vaccino, si sono superate quindi le 100.000 unità in Veneto. Ovviamente nei prossimi giorni tutto dipenderà, lo avete sentito, dalle consegne delle dosi di Pfizer. È stato il locale, senza volerlo ovviamente, dove è iniziato il contagio da coronavirus in Veneto. Il bar Locanda al Sole di Vo, in provincia di Padova, ieri si è ribellato al DPCM, ha servito i clienti al tavolo ed è stato multato e chiuso dai carabinieri. Multa e 5 giorni di chiusura. Nel giorno di Io Apro i gestori della Locanda al Sole di Vo hanno servito clienti al tavolo oltre le 18. Risultato: multa al cliente non residente in paese e sanzione più il fermo dell'esercizio per 5 giorni ai gestori. Nel bar simbolo, suo malgrado, dell'inizio della pandemia in Veneto, dove i primi contagiati venivano a giocare a carte, dove alcuni giovanotti dicevano di proteggersi dal virus con l'alcol, il tentativo di rialzarsi dalla crisi andando contro il DPCM è stato fermato dai carabinieri. Andiamo al supermercato, ci sono tutti là, è peggio di qua. È sbagliato chiudere i locali. Devono lavorare per vivere. E hanno bisogno di una busta paga anche loro, perché non hanno solo il locale, hanno anche loro le sue case, le sue famiglie, ed è giusto che lavorino. Ormai siamo stanchi di questa storia. È cominciato a stancare, la gente ha bisogno di mangiare, soprattutto se c'è un affitto da pagare anche sui locali, perché non sono di proprietà, ma sono anche tanti locali sono in affitto e hanno bisogno di pagare l'affitto, pagare i mutui della propria casa, della propria vita personale, e hanno bisogno di lavorare, basta. Ovviamente sono delle piccole attività che ha bisogno di vivere anche loro, perché ormai c'è il tracollo, bisogna dire qualcosa, insomma non so che possa andare avanti questa situazione qua, sinceramente non capisco come chi possa riuscire, diciamo, a farla, a stare in piedi. Questo è un fallimento totale praticamente del sistema. Non lo so, qualcuno si metterà una mano sulla coscienza di pensare un attimino anche a sti poricani qua, perché se ristori non ne arriva. Nessun commento invece da parte dei gestori della Locanda Bar, mentre la voce del popolo dice che anche nel piccolo paese di Vo avrebbe già chiuso un ristorante e 2 bar sarebbero vicini a farlo. Controlli e sanzioni ci sono stati anche nel Vicentino, dove c'è chi tenta anche di sdrammatizzare. Io apro. Il giorno dopo l'inizio della protesta di bar e ristoranti restano le sanzioni. Controllati dai carabinieri di Valdagno i bar che hanno aderito a Sovizio e Creazzo, aperti oltre l'orario previsto dal DPCM, ma senza clienti all'interno. Per loro è prevista la sanzione 400 euro. A Noventa Vicentini i carabinieri hanno sanzionato il titolare del caffè Chalet e con lui anche 17 clienti che per solidarietà erano presenti dopo le 18 nel locale. Non ne fa una tragedia il titolare, che aveva messo in conto che avrebbe dovuto pagare la multa.
difficoltà. Verso le 4:30 sono passati i vigili, abbiamo fatto 2 parole che mi spiegavano cosa andavo incontro, se aprivo, se insomma non rispettavo le leggi che mi era stata imposta, e io gli ho detto appunto che sapevo cosa rischiavo e comunque restavo fermo della mia idea. E così è stato. Mattia ha aperto e continuerà ad aprire. Noi comunque non molliamo, vogliamo continuare comunque tutelando i nostri clienti, quindi oltre al discorso delle distanze, delle sicurezze qua e là, anche che non rischiano di prendere multe, quindi questa sera vedremo come organizzarci per evitare appunto inconvenienti verso di loro, principalmente, che sono loro che ci fanno andare avanti. Molta la solidarietà espressa dai tanti clienti che frequentano il locale, non solo, ma l'adesione è ancora poca tra gli esercenti. Qualcuno mi ha detto che mi darà una mano a pagare la multa, anche se è l'ultimo dei problemi adesso la multa. Noi vogliamo appunto lavorare, punto, è quello l'unico interesse. E c'è chi ha scelto di protestare sdrammatizzando. A Torre Belvicino Alessia Stocchero, titolare di un ristorante, con Alessandro Stella, cliente ed amico, hanno creato un menù, al momento solo sulla carta, ma chissà in futuro, che ben interpreta il momento difficile. Ecco che il primo è un tris di pasticci alla Conte, il secondo di carne è una tagliata degli stipendi, i contorni hanno il colore delle zone delle regioni, mentre il dolce è un millefoglie di DPCM. Il tutto annaffiato da periodo brut, millesimato di promesse e 1000 dì di chiusure. A ringraziare lo staff, ridotto all'osso. Ieri a pranzare in uno di questi ristoranti ribelli è stata la sindaca di Masera Benedos, che è finita nell'occhio della bufera. Per questo è stata anche riguardita dal prefetto di Treviso, ma il sindaco tira dritto e dice: sto totalmente dalla parte dei ristoratori. Credo di essere stato l'unico amministratore locale che ha voluto, tra virgolette, trasgredire. In realtà io ho semplicemente aderito ad una protesta pacifica, e sottolineo pacifica, perché sono convinta che le regole date da questo governo sono ingiuste. Un governo di gente che non sa cosa vuol dire lavorare. Rivendica il suo gesto il sindaco di Masera Claudia Benedos, totalmente dalla parte dei ristoratori. I locali, dice, sono tra i posti più sicuri. I contagi non avvengono all'interno di bar e ristoranti, ma bensì avvengono, come sappiamo, soprattutto all'interno di abitazioni private. E quindi ieri ho voluto anche accertarmi che tutto fosse in regola. Dall'entrata era tutto perfetto. La stessa prima cittadina racconta di aver cercato di coinvolgere anche altri colleghi, senza successo. Di certo non nasconde un certo fastidio per come sono stati trattati i ristoratori in questi giorni. Mi ero anche un po' arrabbiata perché avevo visto in mattinata le circolari della prefettura e anche della questura, che avevano anche di massima allerta come si trattasse di criminali, ecco. Una condanna al sindaco arriva dal PD provinciale con Giovanni Zorzi, che porta i casi di San Biagio e Preganziol, dove dice gli esercenti sono stati aiutati con misure ad hoc. Ma nel venerdì della mobilitazione a rischiare la multa sono stati anche alcuni clienti. Questo è il caso di Crevada. Sono venuto per dare solidarietà locale a questo settore che ne ha bisogno. Perché lavoro anch'io nel mondo del vino e sono praticamente nella filiera di questo settore. Siamo tutti nella stessa barca, quindi dobbiamo per forza fare qualcosa. Causa Covid, ansia e depressione sono aumentate in maniera vertiginosa. A dirlo i dati, i numeri del numero verde della regione. Se dal 2012 il numero verde della regione 833 43 43 aveva registrato 11.300 telefonate, da marzo a fine 2020 le richieste di aiuto allo sportello inoltre sono moltiplicate, passando a 3.200. Sono gli effetti collaterali del coronavirus che generano ansia e depressione. Praticamente abbiamo concentrato in pochi mesi quello che di solito si faceva in un anno. Ed è una cosa importantissima perché la gente, i cittadini, ha ritenuto giusto avere un confronto sui temi psicologici importanti. E la nostra mente reagisce alla paura con un eccesso di disturbi legati all'ansia, disturbi di attacchi di panico, a tutte quelle manifestazioni che sono
incontrollabili quando la paura è tanta. Finora una sola persona ha manifestato intenti suicidari. Gli attacchi d'ansia colpiscono ogni fascia d'età, ma i più fragili risultano essere gli uomini. Soprattutto l'età, la fascia che va dai 30 ai 50, poi dai 50 ai 70, ma c'è una fascia interessante che è quella degli ultrasettantenni, cioè anche gli anziani, soprattutto quelli che si sono trovati soli. I timori e le angosce si sono modificate negli ultimi mesi. Se all'inizio c'era soprattutto la preoccupazione di contagiarsi, la difficoltà a stare chiusi in casa, adesso chi chiama sono soprattutto i contagiati dal virus, quindi il timore di poter avere dei sintomi più gravi, quindi un ascolto anche delle sensazioni, dei disturbi, e poi la preoccupazione di contagiare i propri cari, oppure come gestire, avere dei consigli su come gestire i propri cari, soprattutto gli anziani. Il servizio è sempre attivo. Noi siamo un'equipe di 10 psicologi e ci si alterna al telefono per dare un servizio alla comunità veneta H24 e 7 giorni su 7, perché anche le ore della notte sono ore in cui si può telefonare per avere comunque un colloquio psicologico. C'è un caso politico poi tutto veneto, perché martedì a Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale, arriva la mozione di censura nei confronti dell'assessore regionale Elena Donazzani. Il caso di faccetta nera intonata alla radio sta diventando di ora in ora un caso politico, con Fratelli d'Italia che lancia un messaggio preciso agli alleati della Lega. Io mi auguro che la maggioranza, che il centrodestra sia compatto in difesa dell'assessore Elena Donazzan. È più di un auspicio quello di Tommaso Razzolini, consigliere di Fratelli d'Italia, che così guarda al rendezvous di martedì, quando in aula a Palazzo Ferrofini sarà discussa la mozione di riserva nei confronti dell'assessore all'istruzione e al lavoro. Nella bufera, dopo aver intonato faccetta nera il programma La Zanzara di Radio 24, da bufera mediatica, politica, visto che la mozione presentata dall'opposizione è stata incardinata in aula solo grazie alla firma di un consigliere di maggioranza, Stefano Valdegamberi. La partita è aperta, lo stesso Zaia ha demandato all'aula lo sbroglio della matassa. Chiaro però che la questione è ora interna al centrodestra e attiene anche agli equilibri nazionali in giorni infuocati per la politica. Insomma, l'asse Lega centrosinistra a Roma non passerebbe inosservato. È stato importante vedere che anche da parte della maggioranza, insomma perlomeno di tutta la Lega, c'è stato un appoggio anche con comunicati stampa in questi giorni alla tesi che abbiamo portato avanti con questa mozione. Andiamo adesso in Polesine, una sentenza giusta, ma resta il dolore. La giustizia ha fatto il suo corso, ma purtroppo questo non ci restituirà Giulia. Il mio pensiero va ancora alla famiglia e ai genitori di Giulia, perché l'aver perso una figlia per mano di chi avrebbe dovuto essere il compagno di una vita è una cosa terribile. Questo è il commento del sindaco di Adria, Omar Barbierato, dopo la sentenza di primo grado della Corte d'Assise del Tribunale di Rovigo con l'ergastolo nei confronti di Roberto Lococo, l'assassino di Giulia Lazzari, la giovane cameriera 23enne che venne strangolata dal marito nella loro abitazione di Adria l'8 ottobre 2019 per poi morire 9 giorni dopo in ospedale. Una vicenda che scosse l'intera comunità, non solo quella di Adria. Dal Polesine al Vicentino, sempre per la cronaca, usava il garage come base per spacciare. Dopo una serie di controlli e di perquisizioni finanziarie hanno tratto in arresto un tunisino di 42 anni in possesso di mezzo chilo di stupefacente di vario tipo. Tutto succedeva in un garage che era la base dei traffici illeciti di un tunisino 42enne, arrestato dai finanzieri perché trovato in possesso di mezzo chilo di sostanze stupefacenti tra hashish, marijuana e cocaina. Già nel mirino i movimenti sospetti, l'andirivieni di persone che entravano nell'auto rimessa a Torri di Quartesolo per uscirne dopo qualche minuto. I finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza hanno perquisito il box auto e sequestrato mezzo chilo di sostanza stupefacente di diverso tipo,
suddiviso in panetti, pezzature sciolte, piccoli involucri ed ovuli pronti per lo smercio. Nel garage c'erano anche un bilancino di precisione e denaro contante per 290 euro in banconote. Per questo l'uomo, con precedenti in materia di stupefacenti, disoccupato, senza fissa dimora e regolarmente soggiornante nel territorio nazionale in quanto sposato ad un'italiana, è stato tratto in arresto. A Mestre, ora, dove l'assessore comunale ad urbanistica De Martini illustra il progetto di riqualificazione dell'area dell'ex Umberto I, motivo conduttore del progetto è il fiume Marzenego che vitalizza il cuore verde e fluviale della città. Il progetto prevede la realizzazione di una serie di edifici dove sono stati accolti pienamente gli indirizzi anche con il regolamento edilizio approvato da questa amministrazione a dicembre di un anno fa, proprio tenendo presenti i valori anche ambientali di mitigazione ambientale, quindi fabbricati non energivori, fabbricati che rispettano tutti gli standard qualitativi e tecnici di nuova costruzione, quindi fortemente attenti anche all'aspetto ambientale e all'emissione del CO2. 4 ettari nel cuore di Mestre con un progetto volto alla riqualificazione dopo che il gruppo Alissi ha aggiudicato l'area ex Umberto I, area che si inserisce in prossimità del fiume Marzenego, filo conduttore di tutto l'intervento. È un intervento che è già stato convenzionato dal punto di vista urbanistico, quindi il progetto si deve vedere nel suo insieme. L'investimento negli edifici privati, ma anche la riconsegna, secondo la convenzione, di quegli edifici alla città. Ecco, tutto questo progetto deve essere visto in un'unica visione. Al momento opportuno saranno presi i provvedimenti e resa edotta la città di quello che sarà la miglior scelta, la miglior decisione da attuare e da portare avanti, così i cittadini saranno parte attiva anche della visione fin dall'inizio. Questo è lo stato dell'arte del progetto presentato a settembre. Abbiamo fatto un'importante attività di messa in sicurezza dei padiglioni. La situazione era drammatica in quanto i tetti erano collabenti, all'interno si erano stratificate materiali provenienti anche dalle intrusioni dell'esterno, e quindi è stata fatta tutta un'operazione di sanificazione e di pulizia molto approfondita, e adesso i padiglioni sono finalmente visitabili. E si guarda ai prossimi step. Stiamo procedendo a un rilievo storico-critico delle superfici, per cui appunto è possibile entrarvi finalmente, e quindi stiamo approfondendo tutta la parte progettuale sulle funzioni e sulle funzionalità che potranno avere queste strutture. Rimaniamo in tema di lavori pubblici, ma andiamo a Padova, dove è stato presentato il progetto per la terza linea del tram. Svelato dal sindaco di Padova insieme ai suoi omologhi di Rubano e Vigonza il progetto del sistema metropolitano a rete tranviaria, sintetizzato SMART. È stato infatti presentato al Ministero delle Infrastrutture lo studio di fattibilità per la costruzione della terza linea del tram chiamata SIR 2. Oggi è una giornata epocale per Padova. Oggi non abbiamo presentato una linea, abbiamo presentato un sistema di trasporto urbano molto diverso. Devo dire che sono stati bravissimi i tecnici nostri, sia PES che i nostri consulenti. Sono stati liberi di scegliere. Non avevano detto guardate, fate questo perché politicamente ci va bene, erano liberi di fare quello che volevano e hanno stabilito che questo sistema è migliore, rapporto costi-benefici, trasporto. Questo vuol dire che cambia la città. Una rete di mobilità pubblica su cui potranno viaggiare fino a 20 milioni di persone all'anno, stimano da Palazzo Moroni, riducendo emissioni di CO2 e volumi di traffico. Il cronoprogramma parla ora di un progetto esecutivo per poi passare alla realizzazione dei lavori. Nel progetto presentato il tram correrà per le vie cittadine nel 2026. Grazie a SIR 2 e SIR 3 inoltre la città disporrà di 8 nuove linee di trasporto. Di 335 milioni che abbiamo appunto presentato al Ministero, che siamo molto fiduciosi che verrà finanziato, speriamo entro l'anno. Una rivoluzione per la città, ma anche per i paesi della cintura padovana. Vuol dire sgravare di centinaia di migliaia di auto in ingresso e in uscita dalla città, vuol dire un'area più pulita, vuol dire finalmente pensare a un mezzo di trasporto innovativo. E soprattutto non è una semplice linea come sottolineavo, ma è un sistema di mobilità che cambia completamente, quindi non solo in un'unica direzione ma in più direzioni.
Rimaniamo a Padova, dove pesa tantissimo la chiusura dei musei e delle mostre, in particolare quella dedicata a Van Gogh, con il curatore della mostra, Marco Goldin, che vuole correre ai ripari e proverà a riaccenderne le luci già lunedì sera. Vediamo come. Capolavori chiusi ormai da mesi nelle sale dei musei, il triste destino dell'arte in tempo di pandemia. Le mostre sono state segnate profondamente dall'emergenza sanitaria e a Padova a farne le spese soprattutto un'esposizione di importanza internazionale, quella dedicata a Van Gogh e ai colori della vita. Capolavori di inestimabile valore, chiusi al buio nelle sale del Centro Culturale San Gaetano. Il curatore della mostra, Marco Goldin, per questo ha deciso di riaccendere le luci su queste opere private della loro funzione principale, quella di farsi ammirare. Lunedì sera alle 21 lo storico dell'arte trevigiano accenderà così i riflettori su 6 quadri di Van Gogh, raccontando altrettanti appassionati racconti sulla vita del maestro olandese. Una visita digitale visibile sul sito di Linea d'Ombra o sulla pagina Facebook. Al centro del racconto i dipinti, paesaggio al crepuscolo, autoritratto con cappello di feltro, il seminatore, il postino Joseph Roulin, il paesaggio a Saint-Rémy e il covone sotto un cielo nuvoloso. È una mostra che ha una sua storia. Al di sotto ho parlato di andare sotto la pelle di Van Gogh, non soltanto la pelle della pittura ma anche sotto la pelle dell'uomo. Così ci diceva Goldin esattamente un anno fa a Otterlo in Olanda, annunciando i capolavori in arrivo a Padova. Nessuno ancora immaginava che potesse arrivare la pandemia. Ora le opere sono chiuse senza poter essere viste. Voglio tenere accesa una fiammella, sottolinea Goldin, e voglio continuare a parlare di pittura, a raccontarle, a scriverne, e lo farò fin quando sarà possibile. Chiudiamo il caso di dire in bellezza con queste belle immagini di Van Gogh. Adesso ci sono le previsioni del tempo. Grazie davvero per l'attenzione e buon proseguimento di serata. Benvenuti al meteo. Sarà una domenica ancora con un tempo tutto sommato stabile, con qualche nube in più, ma sempre con un clima piuttosto freddo. Il dettaglio del 17 gennaio. Sul Veneto la grafica ci mostra un cielo grigio e coperto. La giornata infatti vedrà, come detto, una copertura nuvolosa alquanto diffusa, con locali nebbie in pianura al mattino. Nelle ore pomeridiane però non si escludono maggiori schiarite soleggiate. Temperature minime ancora sotto lo zero praticamente su tutte le province, massime invece tra i 2 e i 5 gradi. La situazione risulterà simile anche sul Friuli Venezia e Giulia, anche qui molto nuvoloso, ma senza piogge particolarmente degne di nota, parentesi più soleggiate sui rilievi. Temperature minime fino a meno 3 gradi, massime invece sui 4-5 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, nubi basse, vedete cielo coperto al mattino con neve a bassa quota sulle Alpi di confine. Temperature minime intorno ai meno 5 gradi, massime invece sui 5 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.